Il Peperino La Rustica per confermarsi su buoni livelli dopo aver trovato i suoi primi 3 punti in campionato contro la Steaua. Il Bacci Immobiliare Football 8 per il riscatto dopo la sconfitta con il Bar Cristal in una gara però condizionata dall'inferiorità numerica. Buonasera e benvenuti al Circolo Sport City per la quarta giornata della Serie A Lega Calcio 8. Si sfidano in maglia bianco-rossa il Peperino La Rustica e in maglia viola il Bacci Immobiliare Football 8. Mandiamo tutta la partita intera, quindi non leggi le formazioni. Ok, dimmi quando. Non so la formazione. Ok. Peperino La Rustica porta Alongi, Anastasio, Ascione, Campanella, Colasanti, D'Astolfo, De Eugenio, Fiorini, Gian Donato, Giordano, Melis, Perelli e Simone. Il Bacci Immobiliare F8 porta invece Cardinali, Cosimi, D'Anversa, Eusepi, Ferretti, Lanzi, Molon, Moretti, Placido, Pompei, Tombesi, Trincia. Fischio dell'arbitro, possesso in favore del Peperino La Rustica, che prova subito ad affondare sulla fascia sinistra, tiro respinto, mette giù adesso il Bacci Immobiliare, recupera il Peperino, palla di Ascione che torna indietro dal numero 6 D'Astolfo. Anticipo molto buono del difensore centrale del Bacci Immobiliare che guadagna un calcio di punizione. Se ne incarica Eusepi. Pallone in possesso del numero 6 Ferretti, pallone lungo, recuperato prontamente dalla difesa del Peperino La Rustica, che adesso imposta con il portiere Eugenio. Lancio lunghissimo, intercettato e respinto ancora una volta da Ferretti. Palla adesso per Fiorini che guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti campo. Adesso l'arbitro conta i passi per la distanza dalla barriera. Punizione di cui si incaricherà il numero 32 Fiorini. Il portiere posiziona 2 uomini in barriera. Dai! Va Fiorini con il destro, palla potentissima che si spegne larga alla sinistra del portiere del Bacci Immobiliare. Pallone lungo di Molon. Pallone smistato molto bene dai giocatori del Football 8. Pallone lungo per Moretti che guadagna un fallo laterale in zona molto offensiva. La va a battere Cosimi. Cosimi va in mezzo, pallone respinto e messo in fallo laterale dal numero 10 del Football 8 Lanzi. Simone imposta pallone lungo che però viene controllato agevolmente dai difensori del Bacci. Adesso si rifugiano da Molon. Ferretti, pallone lungo verso Moretti,
che prova la sponda, non gli riesce, riparte allora Peperino La Rustica, prova il tiro, il numero 11 Ascione respinto, vuole ripartire adesso il Bacci Immobiliare, guadagna un fallo laterale sulla fascia sinistra, se ne incarica Tombesi che va ad Eusepi, che vuole impostare, trova Moretti che viene incontro, ancora Eusepi, Ferretti prova il passaggio in profondità, sbagliato, recupera il pallone ed Eugenio che va da Astolfo, Simone, pallone lunghissimo, respinto da Ferretti, prova a metterla giù, Trincia, pallone però che si perde in fallo laterale, recuperato però prontamente da Trincia che prova a involarsi sulla fascia sinistra, fermato molto bene, palla allora per Simone che prova il mancino dalla lunga distanza, respinge il Molon, calcio d'angolo per il Peperino, guadagnato da Ascione, se ne incaricherà lo stesso Ascione con il destro, salgono anche i giocatori dalla difesa, cross in mezzo, deviato, fallo laterale ancora per il Peperino, vuole andare lungo in mezzo, fallo in attacco di Ascione sul cross direttamente da fallo laterale. Portiamo anche il terzo da dietro, dai, portiamo anche il terzo su. Molon va da Eusepi, fulcro del gioco del Football 8, allarga sulla sinistra, si ritorna dietro da Ferretti, Cosimi, allarga ancora per Lanzi, Eusepi, si fa vedere Ferretti, va da solo Eusepi direttamente da Moretti, pallone respinto, ancora Eusepi, sempre lui ad impostare il gioco, pallone in profondità molto buono ma leggermente lungo e pallone quindi che si spegne in fallo di fondo. D'Eugenio, pallone lungo, anticipato da Ferretti. Troppo la palla, usciamo a due, palla per terra col centrale, usciamo a due. Pallone lunghissimo per Moretti, anticipato molto bene da Astolfo. Adesso lotta a centrocampo, ne esce Ascione. Pallone però recuperato molto bene da Cosimo, che adesso però è in difficoltà, pressato molto alto, la recupera Fiorini con un fallo secondo l'arbitro. Fallo dubbio. Batte Ferretti, allarga a sinistra, si va direttamente verso la punta, adesso D'Astolfo guadagna un fallo laterale, lo batte Alongi, Campanella prova la sponda di testa completamente sbagliata, recupera allora Cosimi, palla per Moretti che prova la sponda che non riesce, Alongi, Simone, scambio stretto con Campanella che va, cerca direttamente Fiorini, pallone intercettato sempre dal solito Ferretti, Cosimi, Eusepi, Ferretti, trova il lancio respinto da Campanella e guadagna un fallo laterale. Batte Tombesi, Eusepi, lancio lungo, troppo alla cieca, pallone recuperato da D'Eugenio, Alongi, pressing del Football 8 però molto alto che mette in difficoltà D'Eugenio che è costretto a rinviare. Riparte adesso il Peperino con il numero di Fiorini
che se ne va, ma viene prontamente fermato da Tombesi che perde il pallone, ancora Fiorini, al limite dell'area prova il destro, respinto da Cosimi, in fallo laterale. Alongi, Campanella, prova a girarsi al limite dell'area, prova anche il sinistro, respinto da Lanzi, che trova il pallone e riparte sulla fascia destra. Trova Eusebi in mezzo al campo, Cosimi, Tombesi, ancora Eusebi, Tombesi, palla in profondità per Trincia che guadagna un fallo laterale, se ne incaricherà lo stesso Tombesi. Tombesi, palla per Moretti che prova la sponda di petto, il pallone arriva a Trincia, Trincia al limite dell'area e guadagna un calcio di punizione molto pericoloso. Il portiere chiede 3 uomini in barriera. Calcio di punizione pericolosissimo per il Football 8, va Eusebi sul pallone. Andrà con il destro. Già ribattuta! Dai Daniele! Dai Daniele, sei il numero 1! Sveglio! Va Eusebi con il destro, palla che vuole passare sotto la barriera, ma non passa, riparte Fiorini che lancia a lungo ma verso nessun compagno, riparte allora il Football 8 con Ferretti, Eusebi, pallone per Moretti che non riesce a stoppare bene il pallone, allora Simone, riparte il Peperino, molto bene, palla per Alongi sulla fascia destra, cross in mezzo, Fiorini sbaglia il tap-in e chiude Cosimi, ma azione pericolosissima. Riparte allora il Football 8 con Tombesi, si accende la partita, lancio lungo, troppo lungo per Trincia. Ma finalmente è arrivata la prima occasione del match con un tap-in non riuscito di Fiorini. Ascione sulla fascia sinistra, se ne va molto bene, mette il pallone in mezzo per Fiorini che può girarsi, prova la sponda per Simone sbagliata. Riparte allora il Football 8 con Trincia. Viene in mezzo al campo, palla per Moretti che non riesce nell'aggancio, riesce a mantenere però il pallone in campo. Simone, pallone intercettato, Moretti è dal limite dell'area, prova il destro, De Eugenio blocca in 2 tempi. Padri, che c'è l'uomo dietro! Palla adesso per Simone, D'Astolfo. Simone, pallone per Campanella, troppo lungo. Ma Simone devi prendere il centro, se te ne fili rimane un buco. Va a battere il fallo laterale Tombesi. Eusebi si fa vedere come al solito in mezzo al campo. Eusebi, scambio corto, allarga allora sulla sinistra per Tombesi. Ancora il numero 8. Eusebi, Tombesi sulla fascia sinistra, prova il cross in mezzo dall'altra parte per Cosimi che chiude bene l'azione, ma grande parata di De Eugenio. Prova a ripartire adesso Campanella, fermato ancora una volta da Tombesi. Tombesi vuole la percussione centrale, fermato molto bene da D'Astolfo che adesso vuole fare anche ripartire l'azione. Campanella sulla fascia destra. Campanella, serie di finte, allarga dall'altra parte per Ascione che prova il destro, parata e poi pallone che si spegne sul palo. Pallone adesso sulla fascia destra ancora per Campanella, intercettato da Eusebi. Cosimi interviene in scivolata, pallone per Eusebi. Eusebi viene avanti, non trova però compagni liberi e ricomincia da Tombesi. Tombesi
vuole il pallone per Trincia che si appoggia a Lanzi, prova il destro, pallone che si spegne sul fondo alla destra di De Eugenio. Si riparte con il pallone di De Eugenio, Alongi, pallone lungo linea per il nuovo entrato Giordano, Simone, Fiorini trova la sponda per Simone, è tutto solo, il numero 7 parata, pallone che rimane lì e salvato prontamente sulla linea da parte di Cosimi. Giordano, però adesso il sinistro lungo, portiere in difficoltà, Cosimi va al lancio lungo recuperato da Simone. Simone prestato molto bene da Moretti, ma secondo l'arbitro il pallone è uscito, anzi no, c'è un calcio di punizione in favore del Peperino. Si incarica Simone, prova il lancio dall'altra parte per Giordano, troppo lungo. Tombesi, per vedere come al solito Eusepi, pallone lungo, respinto, Fiorini. Pallone tenuto in campo con un guizzo, ancora Fiorini guadagna un calcio d'angolo. Angolo dalla destra, lo va a battere Giordano. Andrà con il mancino della vittoria a rientrare. Giordano pallone corto, respinto da Tombesi in fallo laterale. Batte Alongi, cerca Fiorini che viene incontro, ancora Alongi prova direttamente il cross di prima intenzione, copre molto bene il numero 10 Lanzi. Fallo laterale per il Football 8, va Cosimi. Cosimi, Lanzi prolunga per Placido, fermato da D'Astolfo. D'Astolfo con un calcio di punizione. Calcio di punizione per il Football 8. Ma gioco interrotto dall'arbitro. Cosimi restituisce il pallone con molto fair play al Peperino. De Eugenio va lancio lungo verso Ascione, va Cosimi di testa però. Perelli, invio lungo, ancora Cosimi a contrasto di testa, la mette giù ma la passa a Simone. Allora riparte Peperino con Ascione sulla fascia sinistra. Ascione prova il sinistro, pallone al lato. Molon trova Eusepi che sbaglia il lancio per Moretti che era venuto incontro, ma Eusepi l'ha lanciato in profondità e allora recupera ancora una volta il Peperino con D'Astolfo che imposta. Pallone intercettato molto bene da Eusepi. Placido, Tombesi, ancora Eusepi, prova il lancio dall'altra parte, chiude molto bene però Perelli. Allora Ascione viene pressato, allora si rifugia allora da D'Astolfo che lancia lungo, ma pallone recuperato da Lanzi con il destro, pallone alto. De Eugenio va con le mani lungo verso Giordano che però non aggancia bene. Lanzi, Cosimi, si torna direttamente da Molon. Molon con i piedi, cerca ancora Cosimi sulla destra. Fa vedere Eusepi come al solito, pallone sbagliato però lo recupera Ascione, prova il destro, Molon respinge. Ferretti, Eusepi può girarsi, lo fa. Eusepi cerca soluzioni in avanti, non le trova e va allora da Ferretti che si fa vedere. Allarga molto bene per Tombesi che è solo, ha molto spazio, prova il cross in mezzo, troppo lungo.
Te sei stretto, chiamatelo là, te sei stretto, chiamatelo dentro. Partita molto equilibrata, che ancora non ha avuto clamorose occasioni da gol, a parte il tap-in mancato da parte di Fiorini. Si riparte allora con Simone, pallone per Ascione, si sovrappone molto bene Perelli. Ascione va dall'altra parte, diagonale perfetta però del Football 8. Allora Moretti prova ad allargare il gioco e subisce un calcio di punizione. Eusepi, palla per Ferretti che prova il mancino, pallone che si spegne sul fondo alla sinistra di De Eugenio. Alongi va in pressing e Football 8 lungo linea verso Giordano che sbaglia il passaggio all'indietro, pallone che va a finire da Fiorini che lo stoppa molto bene, va sulla fascia destra, aspetta i compagni a rimorchio, arriva Simone che prova ad andare dall'altra parte ma sbaglia. Trombesi riparte il contropiede, Tombesi allarga molto bene ma viene chiuso il giocatore del Football 8 da Alongi in fallo laterale. Pompei va a battere il fallo laterale, andrà probabilmente in mezzo all'area a cercare Moretti, anticipato da D'Astolfo, ancora in fallo laterale. Sempre Pompei, questa volta corto da Eusepi, ancora Pompei, sbaglia lo stop. Giordano prova a prolungare, Simone va da Fiorini, Ferretti però chiude bene e va da Molon che rinvia lunghissimo. Perelli va di testa, la può mettere giù allora Fiorini, palla per Simone, allarga per Anastasio che prova il destro da lontanissimo, Molon sbaglia l'intervento e Fiorini mette dentro il tap-in vincente, 1-0 per il Peperino. Dai raga, va bene, forza! Intervento non perfetto del portiere del Football 8 e Fiorini non ha avuto problemi questa volta a mettere dentro il gol dell'1-0. Prova a reagire subito il Football 8 con Eusepi. Va dietro da Pompei, pressing di Fiorini, fallo laterale per il Football 8. Eusepi, Moretti prolunga per Tombesi che prova l'aggancio, pallone che rimane lì per Placido, si ricomincia da Pompei, Eusepi prova ad accelerare adesso il Football 8, ancora Eusepi, Placido fermato in fallo laterale da Alongi. Il solito Eusepi, palla per Moretti che la mette giù, allarga per Placido sulla fascia sinistra, se ne va sul fondo, vuole mettere il cross, Alongi lo ferma molto bene e guadagna anche un fallo laterale, anzi un calcio di punizione. Cristian! Simo, mezzo! De Eugenio va lunghissimo a cercare Fiorini, anticipato da Ferretti, di petto, la mette giù per Eusepi. Eusepi Placido, fermato secondo l'arbitro correttamente da Alongi, che prova adesso il filtrante, intercettato molto bene dal solito Ferretti, che va dall'altra parte per Cosimi. Cosimi, pressing di Fiorini a tutto campo. Eusepi, Pompei, Ferretti, ancora Eusepi in mezzo al campo, ha molto spazio, non trova però soluzioni offensive, allarga allora da Tombesi che viene fermato dal solito Alongi in fallo laterale. Eusepi sulla tre quarti di campo, prova il destro, De Eugenio blocca in due tempi senza problemi e va direttamente al lancio lungo per Fiorini che prova a tenerla in campo in qualche modo, non ci riesce, si riparte da un fallo laterale per
Football 8, battuto velocemente per Pompei, Eusepi, scambio corto tra i due, ancora Pompei, Ferretti, si torna indietro da Molon che va di prima intenzione da Tombesi, fermato ancora una volta da Alongi che allarga per Anastasio sulla fascia di sinistra. Anastasio 1 contro 1 prova ad accentrarsi con il destro, tiro respinto. Simone prova il tiro, ancora una volta respinto da Tombesi, ancora Fiorini e c'è il gol di Simone, 2-0 Peperino. Da 0 Peperino, un duro colpo per il Football 8, prova a reagire, Pompei va dall'altra parte per Cosimi, pallone difficile, lo riesce a mantenere in campo, costretto a tornare da Molon che va lunghissimo, ma direttamente in fallo laterale. Ferretti anticipa Fiorini, Eusepi, Ferretti, Eusepi, pallone in profondità, intercettato, va Tombesi, la riesce a mantenere in campo Placido, Ferretti, prova ad andare con il mancino da lunghissima distanza, pallone che rimane lì, e duplice fischio dell'arbitro, fine primo tempo sul 2-0 per il Peperino. Si riparte, inizia il secondo tempo sul punteggio di 2-0 per il Peperino La Rustica. Imposta adesso Ferretti per il Football 8, pallone corto, Simone Colasanti, Anastasio scarica per Simone, pallone però corto, recupera Ferretti che va da Pompei, pallone per Moretti, non riesce l'aggancio, De Eugenio gira su Alongi, Ascione tra due, se ne va molto bene, appoggia però troppo corto e costringe Perelli al rinvio. Molon va con il destro molto bene su Pompei che salta Ascione, Pompei, pallone in mezzo per Placido, Moretti ancora sulla fascia sinistra da Pompei che prova il numero, fermato molto bene ancora una volta da Alongi. Riparte allora il contropiede del Peperino con Colasanti, si appoggia dietro, pallone largo adesso per Perelli, prova il cross corto, pallone che rimane lì per Ascione con il destro, guadagna un calcio d'angolo che sarà battuto da Colasanti veloce, scambio corto, Colasanti prova ad andare sul mancino, appoggia ad Ascione, pallone deviato, calcio d'angolo ancora per il Peperino, questa volta dalla fascia sinistra, va a battere sempre Colasanti con il destro, pallone a rientrare respinto da Ferretti, da Stolfo, Alongi, pallone lunghissimo, Ferretti lo devia, subisce fallo adesso Cosimi, va velocemente Ferretti che non batte però dal punto esatto, rettifica l'arbitro, ancora Ferretti, gira per Cosimo, Cosimi, Placido, Eusepi, si torna indietro da Ferretti, ancora Eusepi, non trova però movimenti offensivi, adesso va per Tombesi, pallone respinto e messo in fallo laterale, Cosimi, sempre dal solito Eusepi, costretto però a tornare lontano dal portiere, da Molon. Ferretti, a lancio lungo per Moretti che prova a spizzarla, lo fa bene Tombesi, Placido che nel mentre ha tagliato dalla sinistra si ritrova ora a destra, Tombesi seguito da Alongi che lo ferma e guadagna un calcio di punizione.
Dai. Arriva il primo cartellino giallo del match per Ferretti per proteste. De Eugenio, Perelli, pallone lungo, Ferretti chiude, ma pallone corto lo recupera Anastasio. Ascione, Colasanti sulla fascia destra, Colasanti trova Ascione che rientra, non trova però spazio, vuole l'1 contro 1 con Ferretti, la mette in mezzo, Cosimi intercetta e prova a ripartire. Tombesi, pallone in mezzo per Osepi, troppo lungo, sbagliato, recupera allora Ascione, prova ad andare con il destro, pallone deviato, alto di pochissimo, calcio d'angolo. Anche dentro, porco, una volta, 2 volte, scaricalo! La troglia ladra, porca! Va a battere l'angolo Ascione. Cross potentissimo che si spegne direttamente dal fallo laterale dall'altra parte. Ferretti prova il lancio lungo anticipato, il giocatore del Futboletta da Astolfo. Moretti sulla fascia destra, Moretti prova la percussione, Giandonato però sulla linea di passaggio intercetta e riparte. Giandonato trova Colasanti che si fa vedere, sbaglia però l'aggancio. Pompei, Tombesi si gira, si trova sulla 3/4 campo, adesso arriva al limite dell'area, prova con il sinistro, pallone che si spegne sul fondo alla sinistra di De Eugenio. Per ora in ombra il centravanti del Futboletta Moretti, che non ha avuto molti palloni giocabili. Prova ancora il Futboletta con il tiro dalla lunghissima distanza di Eusepi, pallone larghissimo. De Eugenio vuole trovare Colasanti, anticipato però da Ferretti. Eusepi da Astolfo mette molto bene giù con il petto e va al lancio lungo cercando Anastasio. Cosimi di testa, adesso pallone lungo ancora da Astolfo, trova Ascione, la mette giù molto bene. Ascione salta 2 uomini, appoggia a Giandonato che però viene fermato. Prova Placido, prova la percussione, fermato. Ferretti, Eusepi prova il cross da Astolfo, va di petto. Ferretti, voilà, rimane lì per Moretti, uscita perfetta di De Eugenio su Moretti che salva il risultato. Si fa anche male. Dani, dammi cambio. Cambio per il Futboletta, rientra Lanzi. Moretti ha avuto la sua prima occasione del match. Fermato però molto bene da De Eugenio che rimane a terra ma può continuare. Batte velocemente con Perelli che forse prova addirittura il tiro. Pallone corto, recupera allora il Futboletta. Momento di massima pressione del Futboletta che vuole recuperare questa partita. Lanzi va dietro da Cosimi, trova Pompei sulla fascia destra, vuole l'1 contro 1, prova ad andare, rientra sul sinistro, ancora Pompei guadagna un calcio di punizione molto interessante. Se te la senti sì, Fra! Sveglia! Se vogliamo sì, Fra! Se te la senti sì, Fra!
De Eugenio mette la barriera, 3 uomini sul pallone ci sono Lanzi e Ferretti, probabilmente sarà Lanzi a toccarla di seconda per Ferretti, ecco proprio così Ferretti prova il tiro deviato, De Eugenio respinge in fallo laterale. Tombesi poggia dietro, il tiro deviato e c'è il gol di Eusepi. Si riparte quindi con il risultato sul 2-1 per il Peperino. Pallone adesso lungo per Colasanti che si appoggia, Giandonato con il destro, pallone deviato, Molon respinge. Pompei trova adesso il fallo da parte di Colasanti. Eusepi, pallone lungo ma troppo largo per Moretti. Football 8 che vuole emulare la sua rimonta della prima giornata contro la Roma. Recupera adesso ancora palla Tombesi, prova il dribbling, pallone recuperato, Colasanti perde il contrasto, Cosimi, Lanzi, Cosimi porta il pallone avanti, allarga per Ferretti. Ferretti prova il cross con il mancino, pallone lungo. Perelli va al lancio lungo per Colasanti, esce Molon, pallone che arriva da Eusepi, prestato da Giandonato, gira per Cosimi. Molon, si fa vedere Lanzi, pressato da Ascione, Lanzi va dall'altra parte su Cosimi, ancora Lanzi che porta sul pallone, vuole trovare una soluzione, prova il lancio per Moretti, troppo lungo. De Eugenio, il lancio lungo con le mani verso Colasanti, anticipato da Cosimi. Lanzi porta il pallone, allarga per Ferretti, ancora Lanzi, giro palla adesso del Football 8 con Cosimi, Eusepi, Lanzi, pallone per Tombesi, intercettato da Giandonato, Campanella, pallone per Colasanti, prova il cambio gioco, fermato però Ferretti, libera 2 giocatori e guadagna un calcio di punizione. Lanzi, Eusepi va sulla sinistra da Ferretti, Lanzi, Pompei prova il numero che non gli riesce. Perelli prova ad andare direttamente da Fiorini, recupera palla il Football 8, Molon, Lanzi, pressing del Peperino, ne esce bene però il Football 8, questa volta sbaglia Pompei, Colasanti manda Perelli che va con il destro, Molon in calcio d'angolo. Va a battere Campanella con il destro, sale anche Perelli insieme a Fiorini, Colasanti dal limite, pallone in mezzo, arriva a Perelli che non riesce ad agganciare.
Pompei, va da Moretti che prova a metterla giù di petto. Perelli recupera il pallone, va da Giandonato. Giandonato va da Alongi, direttamente da Fiorini che prova a girarsi, va da Campanella, tutto solo con il destro sull'esterno della rete, si divora il gol del 3-1. Ferretti, Tombesi sbaglia lo stop, Alongi mette in fallo laterale. Ferretti, Eusepi, pallone corto per Tombesi, anticipato da Alongi. Tombesi copre il pallone, va da Moretti, pallone che va a finire in qualche modo da Lanzi, si sovrappone Pompei, libera l'uomo, Eusepi, prova il mancino, fuori di un soffio. Ma che de testa, no de spalla, de testa. Lo dico io che sto qua, pensa come l'hai vista. Dai, bravo, va. Calcio d'angolo, va a battere Lanzi, mette in mezzo sul secondo palo per Pompei, chiude Perelli, reclamano un calcio di rigore i giocatori del Football 8. Ma viene dato soltanto calcio d'angolo che va a battere Eusepi. Ferretti vuole il cross rasoterra, ancora un calcio d'angolo per il Football 8. Anzi no, la rimessa dal fondo l'arbitro. Football 8 ora che si sta innervosendo. Perelli viene in mezzo al campo, Fiorini fermato con un fallo da Cosimi, partita che si accende. Molte polemiche adesso in mezzo al campo. Calcio di punizione sulla tre quarti per il Peperino La Rustica. Molonne mette la barriera. Due uomini sul pallone, Giandonato e Perelli. Andrà con il destro Perelli. Due uomini per Perelli, trova la barriera. Da Stolfo. Alongi vuole subito il lancio lungo. Respinge Eusepi. Tombesi è troppo isolato, è costretto a tornare indietro allora da Ferretti. Vuole il dribbling su Fiorini, allarga adesso per Pompei. Fa la lungolinea per Lanzi che si gira, trova Eusepi, pallone di prima, da Stolfo, rinvia a lungo. Lucio! Aspetta, aspetta me, Manu! Andrea! Pompei va dal solito Eusepi che viene fermato in fallo laterale. Pompei, pallone lungo per Moretti, Perelli di testa, Giandonato, Colasanti, Alongi di prima lunga per Fiorini, pallone però troppo lungo che va dritto nelle braccia di Molon, che va a rinvio lungo di prima. Molon, Tombesi guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti. Possiamo muoverla pure, Davanti! Svegliati i pali! Eusepi batte veloce per Lanzi, va con il destro, Alongi respinge, ancora Lanzi di testa, ancora Alongi però mette giù, prova il pallone filtrante per Colasanti, Molon esce molto bene, Eusepi va con il tacco, pallone però troppo lungo, lo recupera De Eugenio. Da Stolfo, va in pressing il Football 8, adesso pallone lungo, Ferretti va di testa, Tombesi lo riesce a mantenere in campo. Tombesi vuole andare sulla sua fascia, fermato da Alongi, secondo l'arbitro con un fallo. Va veloce Tombesi, ma l'arbitro ferma tutto. Proteste da parte del capitano del
Peperino, Giandonato, e che viene ora ammonito. È il secondo giallo del match, il primo per il Peperino. Gabri, dammi il cambio ora, dammelo ora. No, vabbè, Ma sarà meglio che ci sto io. Falla. Così si può, stai uno in tutta. Batte la punizione Cosimi. Si fa vedere Eusepi. Cosimi. Viene dalla parte destra per Lanzi. Lanzi trova il pallone per Moretti. Intervento di D'Astolfo. E c'è il fallo in attacco di Moretti. Molto bravo D'Astolfo a prendere posizione. Porca puttana! Oh. Mezzo dentro. Cinque minuti al termine della partita. Il Peperino in vantaggio 2-1 sul Bacci Immobiliare Football 8. Adesso pallone giocato male da Campanella. Eusepi vuole il lancio lungo da Solfo di testa. Ferretti la mette giù di petto. Vuole Moretti che la protegge. Prova ad andare con il destro. Pallone però strozzato da Perelli. Ora D'Astolfo rinvia non benissimo. D'Anversa vuole metterla giù, non ci riesce. Arriva Campanella che adesso guadagna anche un fallo laterale e guadagna quindi secondi preziosi per il Peperino. Alongi si fa vedere Fiorini, pallone troppo lungo. Ferretti alza un campanile. Giandonato lo mette giù per D'Astolfo che va lunghissimo per Fiorini. Pallone facile per Molon. Va lunghissimo verso D'Anversa. Anticipato da Perelli che guadagna anche un calcio di punizione. Perelli vuole pallone per Fiorini, intercettato da Eusepi. Moretti, D'Anversa, Tombesi con il mancino, pallone deviato in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla sinistra per il Football 8. Se ne incarica Ferretti con il mancino. Ferretti cerca Eusepi al limite. Si ritorna da Ferretti. Pallone tenuto in gioco. Ferretti con il sinistro. De Eugenio, la palla rimane lì. Moretti fermato, ma viene dato il fallo a Moretti che si trovava a 1 metro dalla porta. È possibile così, oh! Ma porca troia, il secondo! Ma porca fortunata! Polemiche adesso da parte del Football 8 verso l'arbitro. De Eugenio va a lungo verso Fiorini. Adesso calcio di punizione per il Football 8. Lanzi. Ferretti se ne va. Fermato da Alongi che guadagna un calcio di punizione. Ma vediamo, l'arbitro vuole prendere dei provvedimenti nei confronti di Fiorini, che diventa il secondo ammonito del Peperino. Si riparte quindi da un fallo laterale per il Peperino, la mette giù Fiorini che gira per Giordano. Giordano
forze fresche per il finale di partita. Gian Donato fermato da Tombesi, fallo laterale in favore del Football 8. Gian Donato, secondo giallo per perdita di tempo e quindi conseguente rosso. Dopo la panchina, 10 metri dietro, grazie. Signori, giochiamo ancora 2 minuti. Adesso proverà il forza in finale per questi ultimi 2 minuti di gioco il Football 8 per cercare il pareggio. Adesso Ferretti va a lungo da D'Anversa che la mette giù, prova il sinistro, pallone respinto. Alongi, lungolinea per Fiorini che la può mettere giù, lo fa e subisce il fallo da parte di Cosimi, che viene ammonito anche lui. Lascia la palla! Non era né rosso e c'erano 2 rigori però. Dammi 2 rigori, sto guardando. Rimane a terra Fiorini. Vuole mantenere adesso il pallone sulla bandierina il Peperino con Fiorini, però non ci riesce, riguadagna subito palla il Football 8 che riparte con Eusepi. Adesso play basso, prova il lancio lungo verso Moretti che la mette giù di petto per Ferretti. Ferretti viene riportato indietro dal pressing di Alongi. Cosimi prova il sinistro da centrocampo, pallone larghissimo. Adesso addirittura litigano 2 componenti della stessa squadra. Riparte Alonci per il Peperino. Fallo di mano di Ferretti. Molta confusione in campo. Partita infinita. Calcio di punizione per il Peperino. L'arbitro conta la distanza. Aspetta! Aspetta! Sul pallone Giordano. Fermo! Fermate! Flavio! Dai. Fermo! Fermo! Giordano! Ferretti. Non ha toccato nessuno, Appena ammonito Giordano per perdita di tempo, ma il mister del Peperino vuole far entrare il numero 8 Melis per fargli battere la punizione, che viene però invertita a questo punto e viene dato il calcio di punizione per l'ultimo assalto al Football 8. Fiorini allontana il pallone. Probabilmente sarà l'ultimo pallone della partita. Tombesi lo mette in mezzo, pallone troppo lungo e facile per De Eugenio. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il Peperino vince 2-1 e trova la seconda vittoria consecutiva, mentre il Football 8 trova la seconda sconfitta consecutiva.